2004 il Palazzo Franchetti, che è la seconda sede prestigiosa dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, è stato inaugurato con una grandiosa mostra sul vetro contemporaneo, Vetri nel mondo oggi. Non si trattava di una scelta estemporanea, perché l'Istituto ha sempre avuto a cuore la storia socio-economica ed artistica del vetro di Murano. Infatti già nell'Ottocento, quando ancora si chiamava Istituto Veneto Lombardo di Scienze e Lettere d'Arti, l'Istituto aveva promosso dei premi dedicati al vetro, a particolari invenzioni da parte dei maestri vetrai muranesi, al fine di promuovere la rinascita del vetro di Murano. Quindi questo ritorno, diciamo in qualche modo alle origini con questa grande mostra, ha dato il via a tutta una serie di iniziative che da allora si sono susseguite al fine di promuovere quest'arte così importante per la storia veneziana, per la sua economia attuale e anche per il suo prestigio. Quindi nel tempo sono state concepite altre mostre diciamo in qualche modo più mirate su argomenti particolari dedicati al vetro, sia a Palazzo Franchetti che a Palazzo Loredan, e sono anche stati organizzati degli incontri. In particolare ha preso piede un appuntamento annuale chiamato Glass Study Days, aperto su invito o su richiesta degli stessi studiosi a tutti gli studiosi internazionali del vetro veneziano, che hanno avuto di volta in volta un tema specifico, o di carattere temporale oppure di carattere tecnico, relativo a una particolare, cioè tecnica del vetro veneziano, con molto successo, perché abbiamo avuto la partecipazione di studiosi eminenti sia d'Europa che di altri continenti, in particolare parlo degli Stati Uniti. Questi appuntamenti sono stati molto utili per non solo sviscerare alcuni argomenti relativi alla storia del vetro veneziano, ma anche per favorire gli incontri degli studiosi di tutti i paesi che in qualche modo hanno potuto direttamente con colloqui, incontrandosi proprio direttamente, hanno potuto scambiarsi le idee, dibattere, a volte anche senza giungere a un pieno accordo, su argomenti ancora in sospeso relativi alla storia del vetro. Quest'anno, a causa del problema della pandemia, questo incontro è stato sospeso, però perché non avrebbe potuto svolgersi nel modo così amichevole e diretto con cui è avvenuto negli scorsi anni. Naturalmente sospeso e non interrotto, perché il prossimo anno contiamo di poter riprendere questi incontri. Naturalmente ad ogni incontro, ad ogni convegno sono seguiti poi gli atti editi dall'Istituto, che hanno potuto raccogliere gli interventi più significativi degli studiosi che hanno partecipato a questi eventi. Speriamo che questi atti, che sono anche online, possano dare un contributo importante a chi poi affronta la storia del vetro veneziano in libri, articoli, eccetera. Ed è comunque soprattutto importante il contatto diretto degli studiosi fra di loro, tra i quali si è stabilita anche, quando non c'era già prima, si è stabilito un rapporto di amicizia che sarà molto proficuo anche per il futuro. Quindi sospeso ma non interrotto l'appuntamento dei Glass Study Days, perché appunto vale nella misura in cui si può fare con l'incontro e col contatto diretto. Un altro evento che verrà sospeso a causa della pandemia quest'anno è il premio Glass in Venice, che da anni è promosso dall'Istituto in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, e che è volto a premiare contemporaneamente e durante la stessa manifestazione da una parte un artista internazionale del vetro, sia esso veneziano, italiano, europeo o addirittura americano, e dall'altra un tecnico del vetro, intendendo per tecnico un esperto nella manipolazione del vetro, quale un maestro vetraio, un decoratore, un esperto, che so,
di lavorazione a lume come è già successo. Questo premio consisteva soprattutto in una festa che vedeva raccolti intorno ai vincitori veneziani, amanti del vetro, esperti, altri artisti. Quindi ritenuto che non avesse senso procedere alla premiazione senza poter lanciare questa bella festa veneziana. Sarà rimandato naturalmente per il 2021. Questo premio è avvenuto negli ultimi anni in coincidenza con la Venice Glass Week. La Venice Glass Week è un evento che dura appunto, come dice il nome, una settimana in settembre, che coinvolge tutta la città a celebrare una tradizione così importante per Venezia come quella della produzione vetraria. Naturalmente è promossa da istituzioni molto importanti, una delle quali appunto è l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Avverrà senza alcune manifestazioni che prevedono raduni di persone molto consistenti, però ci saranno esposizioni di grande interesse. In questo senso l'Istituto si è proposto e si è dato disponibile per ospitare la Hub, cioè la sede espositiva centrale per una mostra collettiva sugli artisti contemporanei del vetro. Sarà divisa la mostra collettiva in due spazi del Palazzo Loredan. Una parte dedicata agli artisti più giovani, under 35, l'altra dedicata agli artisti che vantano una più lunga storia nel mondo del vetro. E quindi avremo modo di poter mostrare agli appassionati le opere in vetro dal vero, perché come tutte le opere d'arte anche il vetro, anzi il vetro in particolare, ha bisogno di essere visto e capito con una presa di visione diretta e non soltanto online e in fotografia. Quindi sempre questo impegno in attesa di tempi migliori che permetteranno di tornare a tutte le altre manifestazioni relative al vetro, che sono appunto i Glass Study Days e il premio Glass in Venice, che ci attendono per il prossimo anno.